Ciao a tutti, come sempre qui è Valentina con Qui Europa, voi Friuli. Questa volta siamo abbastanza vicino a casa, siamo a Vienna con Fabrizio Corazza. Ciao Fabrizio, Ciao Valentina. grazie per averci raggiunto. Dici un po' di te, che cosa ti ha portato nella vecchia capitale dell'impero asburgico? Intanto grazie a voi, grazie a te per avermi chiesto questa intervista. Diciamo che io sono stato mosso per amore, una delle cose più vecchie, insomma. Io e la mia ragazza eravamo insieme da tanti anni, poi lei ha deciso di venire qua perché ha trovato un'opportunità di lavoro. Quindi io ho lasciato il lavoro a casa e ho deciso di raggiungerla qui a Vienna. E senti, e come ci si trova lì? Allora, a Vienna ci si trova molto bene, soprattutto perché i mezzi pubblici o comunque tutto quello che è inerente al pubblico a Vienna funziona molto bene. E per diversi anni Vienna è stata la città più vivibile al mondo, o comunque sempre nelle prime posizioni di questa classifica. Diciamo che Vienna mi ha accolto nella maniera migliore. Ho trovato lavoro, mi ha aiutato a trovare lavoro e tutto funziona. E tu mi hai detto che insomma è anche un ambiente molto vivo dove si possono fare tante cose. Beh, sì, una su tutte è il Fogolar. Ho fondato il Fogolar di Vienna insieme ad altre persone non è stata una cosa molto difficile, devo dire la verità. Un gruppo di friulani ci siamo trovati e poi abbiamo fondato questo Fogolar. E devo dire la verità che Vienna è comunque anche molto ricettiva per chi fa degli eventi. Noi abbiamo sempre un bel po' di persone e insomma c'è un bel po' di giro, ci si diverte, ecco. E cosa ti ha spinto a voler mantenere, diciamo, questo filo di connessione con la tua terra natia? Beh, e allora il focolare è nato un pochettino per caso, perché io ero qua da quasi un anno e ho detto, vabbè, insomma, dobbiamo incontrare un po' di gente. E allora ho guardato su Facebook e ho visto che c'era questa cena che era, diciamo, propedeutica all'inizio del focolare. Io sono andato e da lì è cominciato tutta questa comunità e poi perché iniziando il focolare ho scoperto tante cose belle della mia terra. Per esempio? Beh, che ci sono tantissimi artisti e anche tante associazioni culturali, artisti anche scultori, scrittori, registi. Una volta abbiamo proiettato un film di un regista friulano. Insomma, è stato interessante. Quindi diciamo che non avevo mai visto la mia terra sotto questo punto di vista, no? Questo è molto bello. E parlando di eventi da organizzare, c'è qualche evento in particolare che avete in progetto nelle settimane a venire, nel mese a Allora, venire? cioè sì, in teoria il prossimo anno faremo un evento bello grosso e porteremo un musicista, in particolare, piccolo spoiler, un fisarmonicista famoso del Friuli che verrà e speriamo, insomma, speriamo che venga. Incrociamo le dita, incrociamo le dita. Assolutamente. Senti, se qualcuno volesse trasferirsi a Vienna o in Austria, quali Mm. sono alcune delle cose secondo te che devono tenere a mente? Beh, allora, intanto, vabbè, sarebbe opportuno imparare la lingua. Con la lingua chiaramente entri molto di più nel sottobosco, insomma, entri nella società. Poi c'è un'altra cosa culturale che io non avevo considerato ed è quello che loro chiamano la terming calendar. Non so se è una cosa solo mia o di tutti quanti. La terming calendar non è altro che l'agenda. Ecco, loro utilizzano tantissimo l'agenda, anche per uscire con gli amici. Ho imparato a gestirmi con questa cosa perché sono tutti molto impegnati e quindi un po' la spontaneità un po' viene a mancare, però è il loro modo di fare, è la loro cultura e se, insomma, se le impari anche ci sta, è divertente e funziona. Fabrizio, grazie per essere stato con noi. Ti lascio con un'ultima domanda. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi del Fogolar, come vi trova?
Beh, allora ci trovi innanzitutto su Facebook dove c'è tutta la storia del nostro Fogorar, tutti gli eventi che abbiamo fatto e anche gli eventi futuri. In più c'è una mail molto semplice, info@fogorlanfurlan.at. A T sarebbe Austria, chiaramente. Vogliamo anche ricordare ai nostri ascoltatori il nome della pagina su Facebook per facilitare il ritrovamento? Sì, certo, Fogoral Furlan diviene dell'Austria. Perfetto Fabrizio, grazie e speriamo di vederci presto di persona o per altri canali. Ah, perfetto, sì, grazie mille anche a te. Ciao. Ciao.